L'Eterno nel tempo. Nella storia di un'umanità che cerca Dio, anzi, di Dio che segue senza tregua le tracce dell'uomo, l'Eterno entra nel tempo e scalfisce la storia. In tal modo Dio eterno e infinito lascia nella vita delle creature che abitano il tempo i segni inconfondibili del suo passaggio: la bellezza, il bene, la grazia. La mostra di icone e immagini missionarie dal titolo L'Eterno nel tempo narra con un linguaggio visivo questa affascinante vicenda, in cui luce e tenebre si susseguono e si mescolano. Il percorso si articola in 5 tappe. Prima tappa: la luce del principio. Creazione. Un tuffo nella bellezza originaria del creato scandisce la prima tappa dell'itinerario. Nel buio dell'inesistenza entra la luce e Dio fa esistere tutte le cose. La tecnica utilizzata è quella audiovisiva. Immagini suggestive invitano il visitatore a ripercorrere le fasi della creazione narrate secondo lo schema dei 7 giorni, corrispondenti al racconto biblico della Genesi. Nasce lo stupore dinanzi alla bellezza della natura e all'originalità dei diversi popoli. Allo scorrere dei giorni della settimana si associano simbolicamente i 7 passaggi previsti dai canoni della tradizione ortodossa per scrivere un'icona. Seconda tappa: la luce respinta, tenebre. E mentre lo sguardo è ancora immerso nell'incontaminata armonia delle origini, ecco un rumore improvviso, assordante. È l'irrompere del peccato e il mondo conosce le tenebre. Nella seconda tappa, il visitatore percorre gli angusti cunicoli del male dai 1000 risvolti. La frenesia della società odierna, opulenta, ma sempre più schiava dell'incomunicabilità. L'uomo, signore del tempo e della storia, oggi sembra non avere più tempo. E schiavo del suo stesso tempo, corre affannosamente, sempre, ma verso dove? Sono milioni le vittime dell'ingiusta ripartizione delle risorse del pianeta. E la miseria, frutto maturo delle tenebre, riduce l'uomo, capolavoro del creato, alla stregua di bestia. Ricordo che un mattino ho visto la crosta di un pane. L'hanno buttata per i cani e io l'ho presa prima del cane. Fame, mancanza di un'abitazione dignitosa, guerre, ingiusto sistema carcerario. Sono tutti anelli di un'unica catena che si chiama povertà. E quando questa colpisce i bambini, allora significa che le tenebre hanno davvero oscurato il mondo.
Se è vero che i bambini sono il futuro il mondo rischia di non avere futuro. Queste parole risuonano come denuncia accorata contro ogni tipo di sfruttamento dell'infanzia. Il lavoro minorile. La vita di strada. E la crudele realtà dei bambini armati. In questa tappa dell'esposizione, lo sguardo è irresistibilmente attratto dalla tecnica utilizzata per rappresentare i soggetti, definibile come arte povera tridimensionale a bicromia. Il bianco-nero con fondo ocra su tela di lino traduce in modo scarno e ripetitivo la situazione di bisogno dei soggetti rappresentati. La riproduzione tridimensionale induce l'osservatore a entrare nella realtà raffigurata. Terza tappa. La luce dall'alto. Incarnazione. Povertà, 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 ma senza una via d'uscita? In fondo al tunnel della povertà s'apre uno spiraglio, si scorge la luce. L'icona della Trinità. Raffigura le tre persone divine attorno a una tavola imbandita. Un lato della tavola non è occupato, disponibile per un quarto commensale, l'uomo. Attraverso un linguaggio simbolico, l'autore visibilizza una stupenda realtà. L'uomo è fatto per vivere in comunione con Dio, e Dio, nel suo amore senza misura, assume in se stesso l'infima condizione della sua creatura. Con questa immagine ci si introduce nella terza tappa della mostra, realizzata prevalentemente con la tecnica iconografica. L'iconografia è tra le tecniche raffigurative più antiche che l'arte conosca. Adottata nell'arte sacra, l'icona non è semplice ricordo, ma per chi la mira in atteggiamento di preghiera e contemplazione, rende attuale il mistero rappresentato. Il sacrificio di Isacco, l'esperienza di Mosè presso il roveto ardente e il passaggio del Mar Rosso sono tappe fondamentali della storia e della fede del popolo di Israele.
Questi episodi rivelano la presenza di Dio, che si manifesta come il Signore nelle tortuose vicende del suo popolo. È con l'incarnazione del Verbo, però, che la luce dall'alto penetra con forza dirompente l'oscurità che ricopre la terra. Questo mistero è efficacemente preannunciato da una serie di icone, la cui successione culmina nella rappresentazione del Natale arricchita dalla presenza di un presepio africano, povero nella sua essenzialità scultorea e monocromatica. Cristo è la luce discesa dal cielo per illuminare le genti, che prende dimora tra gli uomini in un contesto di assoluta semplicità. L'icona del Natale del Signore ben esprime questo mistero. L'Eterno entra nel tempo, prendendo il corpo di un bambino. Il percorso prosegue passando in rassegna le scene più caratteristiche dell'infanzia di Gesù. Con il battesimo nel fiume Giordano, Gesù inizia la sua attività pubblica. Nell'incontro del Cristo con la gente e soprattutto con i poveri e i peccatori, la luce penetra nel mondo, giungendo fino agli angoli più reconditi dell'esperienza umana. Talvolta quella che emana dal Maestro di Nazaret è una luce folgorante che si manifesta nel succedersi prodigioso di miracoli e segni. Altre volte invece è una luce soffusa e incompresa, che si esprime nell'umile servizio e nell'estrema consegna di sé fino alla morte di croce. L'icona del crocifisso, a differenza delle consuete rappresentazioni, raffigura il Cristo con gli occhi aperti, simili a due fari che irradiano vita e pace. Sul retro è situato il sepolcro con la Sacra Sindone. La luce discesa dall'alto assume in sé tutta l'oscurità del mondo, fino ad assaporare anche la più estrema amarezza della morte, cioè la deposizione nella nuda terra. La luce sembra estinguersi nel silenzio della morte, ma la discesa agli inferi del Figlio di Dio strappa l'umanità dall'oscuro regno dei morti e afferma la vittoria definitiva della vita. Si sprigiona allora la luce radiosa della risurrezione, il grande evento della storia di Dio con l'uomo, attraverso il quale il tempo fa il suo ingresso nell'eterno. L'eternità della vita che ha vinto la morte accompagna il cammino dei discepoli situati ancora nel tempo. La grandezza di tale esperienza è raffigurata nelle icone che illustrano l'incontro del risorto con coloro che l'hanno seguito come maestro e che ora lo riconoscono come Signore e Salvatore. La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste segna l'inizio di una nuova tappa nella vita del mondo. Mentre Cristo ritorna nella gloria del cielo, gli uomini ricevono la luce di Dio, che continuerà a rischiarare per sempre le tenebre del mondo.
Quarta tappa. La luce che rischiara. Santità. E così ogni credente diviene portatore della luce e sprigiona dall'incontro personale con il Messia. Migliaia di uomini e donne con la loro testimonianza sono artefici di una nuova pagina della storia. Il chiarore della loro vita propaga attraverso i secoli i valori del Vangelo. Sono migliaia i testimoni cui è dedicata questa quarta tappa. I primi martiri hanno tracciato un sentiero, successivamente battuto da molti altri fino ai giorni nostri. Seguendo le orme del Maestro, anch'essi hanno dato la vita per affermare la forza della luce che si oppone alle tenebre. Nei 5 continenti e in ogni angolo della terra brillano le figure dei santi e dei testimoni dell'amore, la cui forza infonde nel mondo speranza e trasmette germi di vita nuova. La tecnica impiegata in questa sezione della mostra è quella dell'arte povera tridimensionale policroma. Le figure applicate su parallelepipedi di legno escono dalla piattezza del tempo passato e, sporgendo, si innestano nel presente, a significare che ogni scelta di bene assume i connotati di ciò che non passa. Quinta tappa. La luce del mondo. Chiesa. La quinta tappa conclude il percorso della mostra presentando la realtà della Chiesa. Fondata da Cristo, essa cammina nel tempo e, pur nella debolezza dei suoi membri, non cessa di irradiare la luce dall'alto. Nuovi carismi, suscitati nella Chiesa dallo Spirito, le consentono di essere sempre attuale e di rispondere alle esigenze dei tempi odierni. Anche la comunità missionaria di Villaregia si pone tra questi. Alcuni prismi roteanti propongono immagini dei vari ambiti attraverso i quali la famiglia di Villaregia traduce il dono ricevuto da Dio in servizio concreto all'umanità. L'annuncio di Dio amore è la forza motrice della comunione e della missione ad gentes, che la comunità assume come proprio compito specifico. Nelle periferie povere di alcune metropoli del sud del mondo, i missionari si impegnano nel dare avvio e sostenere iniziative di promozione umana, in risposta alle necessità prioritarie quali l'educazione, la formazione professionale e l'emergenza sanitaria. L'Eterno è penetrato nel tempo
per portarvi il germoglio della vita che non perisce. Questa affascinante vicenda continua ad attraversare la storia e lancia a ciascuno una sfida. Il percorso dell'esposizione L'Eterno nel tempo si conclude con 3 immagini sacre, simbolicamente ricche di significato e portatrici di tale provocazione. In un mondo ancora lacerato dall'ingiustizia, dalla guerra e da innumerevoli sofferenze, l'icona della Vergine di Guadalupe, con il suo volto meticcio, lancia l'invito a costruire la pace e l'armoniosa integrazione tra popoli diversi. Il crocifisso missionario, composto dall'insieme di tanti volti, sospinge a riconoscere in ogni uomo, e soprattutto nei più sofferenti, l'immagine del Cristo, l'Eterno che ancora oggi discende nel tempo delle creature e prende sembianze umane. Il volto di Gesù, con il capo inclinato, saluta i visitatori, esprimendo in tal modo la sua prossimità ad ogni persona.